C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Ora vi raccontiamo il quartiere di Sant'Eufemia. Deve il suo nome alla presenza di sorgenti d'acqua che alimentavano rogge, mulini e segherie. In epoca romana, lungo l'antica strada che collegava Brixia a Verona, vi esisteva un luogo sacro di proporzioni monumentali. Alcuni ritrovamenti provano che fosse dedicato a Mercurio. Nel 1008 il vescovo di Brescia, Landolfo II, vi fonda un monastero benedettino dotato di un cospicuo patrimonio di possedimenti terrieri. Dopo l'assedio del 1437, il monastero venne abbandonato e i monaci si trasferirono in città. Nel 1881 Sant'Eufemia viene raggiunta dalla linea tranviaria a vapore Brescia-Vobarno. Nel marzo del 1849, nel corso delle 10 giornate, è al centro di una cruenta battaglia. Nel 1928 il comune di Sant'Eufemia viene aggregato nel comune di Brescia. Le nostre simpatiche interrogazioni di questa puntata sono su questo proverbio: la verità le fiora del tempo. Federico e Chiara che spontaneamente si sono costituiti davanti alle nostre telecamere. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Tutto bene? Sì, grazie. Allora, voi di dove siete? Livorno. Livorno. Entrambi livornesi, benissimo. E a Capatina Firenze, insomma, una gitarella, una giornata. Bene, tutto bene? Sta andando bene Beh, siamo appena arrivati. Siamo arrivati ora, abbiamo parcheggiato. Speriamo di non incontrare Pisani, Magari, almeno qui. Vabbè, dai, si scherza un pochetto, ma ora ci si mette seri perché dovete leggermi questo proverbio in dialetto bresciano. Vai, Federico, vai tu. Io? Ok. La verità è figliola del tempo. Sì, ma proiettila. Piano? Dai, proprio piano, vai. La verità è fiola del tempo. Sì, questa è una la E francese. Fiola. Fiola del tempo. La verità è fiola del tempo. Bravo. Che dici? Non c'è da dire. Da dire. Beh, no, da dire invece c'è qualcosa. Hai capito qualcosa, Federico, di questo? La verità, La verità è figlia del tempo. Sembra. Bravo, bene, sì. Cioè questo che significa che tutti i nodi vengono al pettine. Sì, dai. Ecco qui in compagnia di ragazzi a spasso, a caccia di bellezze artistiche o a caccia di bellezze e basta? Bellezze artistiche e basta. Basta, se. Vabbè, dai, bravi, che fate, una gitarella, una vacanzina? Sì, siamo venuti, abbiamo approfittato delle vacanze di scuola e siamo venuti a fare un giro a Firenze. Ecco, non siete fiorentini infatti. No, siamo di Verona. Di Verona tutti quanti, bravi ragazzi. Sentite un po', Kinter, facciamo parlare lui, ti chiami Alessandro. Alessandro. Dai, prova a leggere questo, Alessandro. Questo è facilissimo, Alessandro Roverso. Alessandro che? Roverso. Pure il cognome e tutto quanto. Ah, beh, siamo più informati di tutti. Vado? Vai. La verità le fiola del tempo. Dai, hai capito qualcosa, Alessandro? La verità è figlia del tempo. Esatto, vedi, da Verona. Cioè? È uguale al nostro dialetto. Sì, vabbè, Verona-Brescia, insomma, c'è poca distanza. E che avete capito di questo? La verità le fiore del tempo, la verità è figlia del tempo, vero? Che il tempo darà le risposte, darà la verità. Esatto, insomma, soltanto il tempo consegnerà la verità insomma verrà a galla. Va bene ragazzi, buon proseguimento fiorentino a voi tutti, grazie e arrivederci alla prossima.